Ritorno anche quest'anno, dalla prima settimana di novembre, l'apertura del Premio Nazionale di Pittura Grafica e Acquerello qui a Cordignano. Quest'anno si chiama Premio Arte Cordignano, abbiamo un po' rinnovato la veste grafica, abbiamo rinnovato anche il consiglio direttivo in realtà della Proloco, e quindi ci sono tante novità per una edizione che però arriva alla numero 35, e vi aspettiamo numerosi perché quest'anno abbiamo in esposizione, poi li vedrete, ma le dovete vedere dal vivo. Ci sono 230 opere esposte che vengono da tutta Italia, ci sono artisti che ci inviano le opere dalla Sardegna, dalla Sicilia, tantissimi ovviamente veneti e friulani. Ringrazio la giuria che è venuta a dare il giudizio tecnico per assegnare i premi, ringrazio le diverse persone e aziende che mettono in palio questi importanti premi. Innanzitutto Piero della Valentina, Industrie Riunite, che sostiene da tanti anni questo premio di pittura, e ovviamente poi ci sono BIT SPA e Banca della Marca. Quello che per noi è importante, anche il contributo da parte di Banca Prealpi San Biagio e del Comune di Cordignano, perché da quest'anno ci sono tanti eventi anche in mostra. Ricordo semplicemente nell'ultima settimana c'è un evento che si chiama Degustarte, l'abbiamo fortemente voluto insieme a Elena Uliana, Michela Taffarel e al ristorante Al Caron. Saranno scelte 5 opere a cui verranno abbinati delle degustazioni di un piatto e un vino, in un percorso dei sensi quest'anno che vertirà sui contrasti, sulle profonde sensazioni che possono portare le opere al visitatore, e soprattutto con l'aiuto della bravissima Elena Uliana andremo a fare un percorso dei sensi, e quindi davvero vi aspetto, prenotate. Poi un evento che è una novità, quest'anno arriviamo anche ai più piccoli, una notte in mostra il 16 di novembre, una esperienza per i bambini dai 6 agli 11 anni, insieme all'associazione Mucca Gialla e ad alcuni volontari della Pro Loco. Andremo ad ospitare una ventina di bambini che dormiranno qui alla mostra di pittura al Premio Arte Cordignano, però informatevi se avete dei bambini piccoli, perché è un'esperienza da fare a loro molto interessante, molto particolare, che li porterà ad avvicinarsi sì all'arte in senso lato, però anche a fare un'esperienza insieme ai loro amici che non dimenticheranno.